invece ho una bella notizia, caro ammiraglio, perché è arrivato, è riuscito ad attraccare ed essere in studio l'altro ammiraglio. Sì, Dio vuole che lui ha parcheggiato, come ti ho detto, a Sottomarina, ha trovato la strada libera ed eccolo, facciamogli un applauso, lo aspettavamo da tanto tempo, lo aspettavamo da tanto tempo. Ciao a tutti! Grazie a tutti, per fortuna, grazie a Dio, sono un grande professionista e insomma sono riuscito a portare il mio moscone da Sottomarina al Foncine, pensa, da Sottomarina al Foncine. Gigi, ecco, mi dispiace per il ritardo, comunque sono qua e sono contento di essere qua con voi in questo sabato pre-pasquale. Mi verrebbe da dire grazie al tempo che ovi. Abbiamo il coro La Resela, abbiamo delle bellissime... La Regela, grandi professionisti, veramente. Guarda Gigi, io so tutti ti circondi di grandi professionisti. Avevamo promesso la crociera di Pasqua, la crociera pasquale, abbiamo detto... in alto uniforme e poi dietro Giulia è rimasta sconfortata. Io sono rimasta malissimo, Gigi, mi aspettavo di andare in crociera, in realtà attenzione, non si fa niente. Non essere una donna di poca fede, attenzione, perché io ho preparato per voi proprio, siccome questa trasmissione, Gigi, tu lasciamelo dire, tu sei un grande professionista, insomma, inviti sempre della gente che insomma, fate un applauso sul moscone, dai, per piacere, Guarda Gigi, che c'è tanta gente che mi segue qua dietro la Cesa. No, la Cesa, la Ciepe. La Cesa. La Cesa, bravo, cosa ho detto, la Cesa. Atalanta-Sampdoria ancora 0-0, ma tutte partite che per il momento stanno offrendo emozioni. Sei un grande professionista. No, devo dire una cosa. Incontro, pensa, Pippo, tu piaci a tutti quanti, ai bambini, dai più piccoli ai più grandi, ma soprattutto ci sono le mamme, Pippo, ci sono le mamme che gli piaci tantissimo. Sei il fidanzato ideale per le loro figlie. Ecco, volevo dirtelo, ti fanno tanti saluti. Allora un saluto alle mamme, no? Quindi. Saluta tutte le mamme. Esatto, un saluto. Allora, piace alle ragazze belle e anche alle cozze, che io qua ne incontro tantissime qua sul moscone, ci attaccano sotto. Senti, ammiraglio, ti sta portando via il posto, dice, parla solo lui adesso. No, beh, lui è un professionista. Se potete farmi questo favore, perché davvero non ci ho capito Scusa, niente. Ciamaccioni, ciao, scusa, sono l'ammiraglio. Senti, anch'io volevo chiedere a Romano Mattei se mi ripete, perché io stamattina credo di aver fatto una transizione posteriore rapida, però dopo il caffè. Non so se è quello che hanno detto. Allora, ammiraglio, ci porta in crociera, ha preparato la sigla, insomma. Certamente sì, tu sai Gigi, io ho lavorato con grandissimi professionisti nella mia carriera, a parte te ovviamente Gigi. E allora Transatlantico. Transatlantico, grazie. Sei sempre un grande professionista, devo dire. E allora insomma ho pensato così idealmente di mettervi tutti sopra lì per dirvi quanto vi voglio bene. Grandi professionisti. Ecco, vediamo se siamo... lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare, forse solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Complimenti! Hai visto Gigi? Un programma di professionisti, cos'altro dire? Un programma Complimenti di professionisti. a Pablo Tarocco, il nostro regista, e tutti i ragazzi, veramente bravissimi.
tra giocatori c'è sempre questa rivalsa un po'. Tu l'hai data a me, io la do a te e tutto così. Come diceva Cicciolina. È il momento di fermarci. Giulia. Scusa Gigi, posso fare una richiesta ai signori della Regela? Posso? Sì, ecco, sì. la conoscete quella mia e e Tony andare dalla Prosperosa? Me la potete cantare? No, invece... E io sono andato ad ascoltare questi signori qua, li ho visti in qualche loro concerto, sono veramente dei grandissimi professionisti. E mi piace quella canzone che faceva bravo, te si sta bravo, però va dalla nonna. Te la ricordi? Bravissima, quella lì, È bellissima. bella anche questa, molto bella anche questa canzone. È vero. Allora io sono vicino all'ammiraglio Giorgio Bissoli perché insomma lui, l'abbiamo detto prima, è stato uno dei protagonisti di tante serie televisive degli anni '80. Lo sai che Giorgio Bissoli è un grande professionista, ecco. Grazie, molto gentile secondo ammiraglio. Ma guarda, io sono andato a scovare un po' su internet qualche fotografia che ho portato giustamente, come avevamo visto prima, le Charlie Changers. La vedi quella figura bianca là dietro? Sì. Quello È sono io, l'ammiraglio. quello è l'ammiraglio, è il grande ammiraglio. Charlie Changer e l'ammiraglio. Charlie Changer, eccolo qua, i chips. James, chi li dimentica? Franci Ponciarello. C'è sempre Grandissimo lui. Ponciarello, un grandissimo professionista, Gigi. Veramente quello lì è un grandissimo professionista. Lavorare con lui è stato come bere un bicchiere di acqua dei vicini, veramente. Poi ma tante altre. Dallas. Qui a Dallas, famosissima serie televisiva degli anni '80. C'era anche l'ammiraglio, sì, eccolo là. Certamente. Ecco qua, Fantasilandia. Fantasilandia! Contatore. Pensa che quello lì una volta ci è vestito di rosso, non l'avevo riconosciuto, pensavo fosse caduto l'estintore, Gigi. Era proprio piccolino, veramente un trappeletto. Quando andava in ascensore non ci arrivava il 6, schiacciava 2 volte il 3, mi ricordo. Grandissimo professionista comunque, veramente. Ecco qua, Happy Date. Happy Days, Days. sì. Ecco l'ammiraglio vicino a Fonzi. Giorni felici, veramente. Era un'altra con degli altri professionisti, Sì. dei professionisti molto colorati, però insomma non so se la regia... eccoli qua. Questo siamo già negli anni 2000 qua, sì. vero? Ecco, vedi, Dixie, Wiki, Tiki Wiki, Lala e Pooh. Vedi Giulia li conosce bene questi perché insomma sono vicini alla sua generazione. Ma pochi sanno che dentro lì, dentro quello col cappello, c'è Gigi, dentro quello rosso c'è Pippo, dentro quello giallo c'è la Giulia e dentro a quell'altro viola c'è Olindo Filippo. Che bravo eri quando facevi Certo. quello spot televisivo. Certo, col mio, eccolo Eccolo qua, eccolo qua. Certo, questo è il mio oro. Complimenti anche al nostro Pablo Tarocco, a Tommaso Ferrari, a Simone Vesentini in regia, bravissimi davvero al montaggio di queste slide insieme a Beppe Bivio. Facciamo un applauso a Beppe, è lui il promotore di tutto quanto. Complimenti. Però posso dire una cosa, ammiraglio. Non è da professionista. Non è da professionista, però bisogna dire che te ne sarai accorto che tu Cambiasso in questi ultimi tempi è proprio Cambiasso. E poi Kiwi, tu lo sai benissimo che Kiwi è sempre stato un po' macellaio. Sì. Dai, Ma non è colpa, della Juve se... sì. Non è colpa della Juve se va male. Beh, noi andiamo con le escursioni, andiamo alla Madonna del Fracino, ad esempio, andiamo a Meggiugori. Ma questa qua, Gigi, è la versione col finale, quello bello. Infatti c'è il sottotitolo, state tranquilli, c'è Gigi che è un professionista. E noi siamo tranquilli, Gigi sei. Però, insomma, vediamo i volti, insomma, vedo Pippo preoccupatissimo, guarda. Sì. Olindo che cerca di guardare dove la riva. Anche te sei molto preoccupato, eh? Siamo davvero molto preoccupati.
Ma acqua, in barca acqua. Il barca acqua, il sì, barca ma acqua. abbiamo acqua, insomma. Beh, ma Però, tu ci salvi tutti, Gigi. certamente. Perché sei un Gigi, professionista. tu stai lanciando un'idea. Sulla però- Cialupa, Gigi, è quello che poi alla fine, nella scena finale, guida la Cialupa. Ti ricordi che guida la Cialupa? Io direi che alla fine delle trasmissioni, finito il campionato, sì, potrebbe veramente organizzare con Giulia. e Potremmo con tutti andare noi. tutti in casin con l'ombrellin. No, ma Perché lui è abusivo, lui non ha conquistato in battaglia questo grado e allora lui era un mozzo. E certo. quando arrivavano, la canzone dice marinai, donne e guai, quando arriva l'equipaggio vanno tutti all'arrembaggio di ragazze cabaret e la Ronda lo ha beccato 2 volte. Alla terza ha detto ti togliamo i gradi, perché lui ha un'immagine di quella che è la marina italiana. Meglio che togli- Diciamo la verità. un'immagine. Ha un'immagine. Lui ho rappresenta. un'immagine. Ammiraglio, è meglio che togli i gradi in quello che bevi, però. Comunque è un grande professionista, facciamogli un applauso Grazie, al Nico grazie. perché È un il grande Nico professionista. è un grande professionista. Troppo buoni. Sono non alcolici tra l'altro perché abbiamo usato degli sciroppi e delle puree di frutta. Ah, per Quindi cui? comunque c'è Ci hai messo dentro anche il bronchenolo. Ciao a tutti intanto, vi saluto anch'io, grandi professionisti.